A Secchiani nuova Feltri guida la classifica della Speranza, scontro diretto in questo momento per la lotta a salvezza contro la Savignanese. Prima delle 2 settimane di riposo con vista sull'avversario di Egaro, alto scontro diretto, i gialloblu di Costantini ospitano la formazione di Montanari. Entrambe le compagini arrivano da una sconfitta ottenuta nell'ultimo turno di campionato, punti che valgono doppio. Di fronte a un pubblico colorito e caloroso, i gialloblu oggi in maglia bianca provano l'aggancio, se possibile il sorpasso al Massitorello, l'avversario in questo momento un pelo sopra la zona rossa. Savignanese che viene seguita da tecnico Montanari, squalificato direttamente dalla tribuna. Il suo primo urlo rappresenta il primo acuto dei suoi. Calcio piazzato con Rizzitelli che chiama primo intervento in angolo l'attento Lazzarini. A 14esimo un angolo battuto da Baldinini viene scaraventato lontano dall'area di rigore. Guerra raccoglie la sfera nel tentativo di rinviarla il più lontano possibile, inventa una pallombella velenosa che si alza sopra la porta difesa da Amatori. Alla mezz'ora la partita torna ad accendersi, il tentativo di Rizzitelli finisce lontano dalla porta difesa da Lazzarini. Il Nuova Feltri inizia a insidiare la porta difesa da Amatori, Evaristi fa le prove del bersaglio, conclusione fuori misura sporcata da una deviazione non riconosciuta. A 42esimo l'ex Petracuta sale in cattedra, inventa delizia e manda in porta Soare Mussa. Amatori sventa il pericolo. A 45esimo Baldinini dall'angolo impensierisce Amatori che in verità fa tutto da solo. Nel primo dei 2 minuti di recupero di prima frazione Rizzitelli manda le squadre a riposo con un tentativo a dimenticare. 0-0. Nella ripresa Nuova Feltri subito pericoloso, dopo 1 minuto e 15 dalla bandierina Pavani raccoglie la sfera dentro l'area di rigore, scaraventandola nella porta avversaria. Il muro difensivo ospite respinge il suo tentativo. In contropiedi Nuova Feltri realizza la sua seconda palla importante del match, la più limpida forse, ancora con Mussa Suari, cui tiro si stampa contro l'incrocio dei pali. Brivido per Lazzarini e compagni quando dalla distanza è Mazzavillare a sfiorare l'Eurogol. Ospiti che insidiano e andrebbero anche in gol con Vitalino che in stile Deni Motta in acrobazia realizza un gran gol, ma l'arbitro aveva già fischiato per decretare il fuorigioco. Tutto reso vano. Altro fuorigioco fischiato alla mezz'ora, Mazzoli apre per Vitalino, il numero 10 vede respingersi la conclusione da Lazzarini in uscita, parabola che carambola sulla gamba di un difensore di casa provocando l'autorete, ma anche in questo caso l'arbitro aveva già fischiato il fuorigioco. La Savignanese si addormenta, Mazza esegue un retropassaggio azzardato, Casalboni si inserisce sulla traiettoria, scavalca anche Amatori ma sulla linea di porta è pronto a spazzare via, allontanare il pericolo Zoppoli. La punizione di Baldinini altra mischia pericolosa dove i giocatori di casa non riescono a trovare la deviazione vincente. Savignanese che replica va vicinissimo al gol con l'incursione in area di rigore di Mazzarini respinta dall'ottimo Lazzarini in uscita. Al 94esimo l'occasionissima per il Nuova Feltri, Baldinini schiaccia dentro l'area di rigore di testa il pallone ed è possibile il sorpasso. L'ex Sant'Arcangelo mette alto, qui si spengono i piani di vittoria dei gialloblu. 0-0 che lascia entrambe le squadre per via della classifica con l'amaro in bocca, ma va sottolineata l'ottima prestazione dei ragazzi di Costantini che fino all'ultimo hanno provato a vincere senza riuscirvi.